Teatro, musica, veglie, mostre, letture, così la città di Agrigento vuole ricordare il suo Pirandello nei 150 anni della sua nascita. Stanotte alle 3 caddi come una lucciola l'appuntamento organizzato dal Cesapa per ricordare il primo vagito. Oggi a cura della sovrintendente Gabriele Costantini del Centro Nazionale Studi Pirandelliani, una mostra documentaria iconografica alla Casa Natale. L'esposizione verrà visitata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il prossimo 6 luglio. Stasera alle 20 al Tempio di Giunone Isabella Ferrari legge Pirandello. Il pubblico per seguire le letture utilizzerà i dispositivi elettronici Kindle, schermi touch senza riflesso che poi Amazon regalerà al Comune di Agrigento. Successo di pubblico per le 2 serate appena trascorse con i Malarazza 100% Terrone allo Spazio Temenos, uno spettacolo musicale a cura del distretto turistico. L'idea essenzialmente nasce dalla necessità di dover parlare e di dover scrivere dei personaggi importanti che hanno reso importante la Sicilia. E uno tra questi per l'appunto è Pirandello e allora abbiamo pensato di voler scrivere una canzone dedicandola a questo personaggio. Abbiamo cercato su internet sosia di Pirandello e ci sono venute fuori tante persone che però non conoscevamo perché per l'appunto lavoravano per un'agenzia privata di sosia. Però fortunatamente in una foto c'era la firma di un fotografo, abbiamo cercato il fotografo, abbiamo chiesto a lui chi fosse questo tipo. Questo tipo è un signore molto bravo che fa teatro di alti livelli di Genova. E appena alla mia richiesta, alla mia telefonata, ha risposto molto entusiasta del fatto di interpretare un personaggio così importante anche per lui, visto che è un attore di teatro. E furore anche per un emozionante ed un emozionato Enrico Loverso, in scena al Teatro Pirandello con Uno Nessuno e 100.000, spettacolo voluto dal Comune di Agrigento ed inserito nel Festival della Strada degli Scrittori. Questo spettacolo è stato un regalo bellissimo che mi è arrivato e col quale abbiamo girato l'Italia finora per un anno, avendo, devo dire, da parte mia un successo totalmente insperato. Non avrei mai creduto che questo testo, che nasce come romanzo, poi riadattato in forma teatrale, potesse avere tanto seguito. È filosofia, che potesse avere poi tanto seguito e tanto successo col pubblico. E la cosa che più mi ha colpito, ci ha colpito, è la quantità di pubblico giovane che viene e che torna a vedere lo spettacolo e che spesse volte manda addirittura i genitori. E questa è anche una cosa, una vittoria per chi sta sul palcoscenico, per chi fa questo lavoro, cioè è il momento in cui ti rendi conto che non stai su un palcoscenico a pontificare, ma stai condividendo un interesse, una curiosità, una voglia di compartecipazione e che questa cosa venga recepita poi a questo livello. Tanti giovani e giovanissimi tra il pubblico che al termine di un'ora e mezza di monologo dal ritmo altissimo esplosi in 8 minuti di applausi e rimasti incollati alla poltrona come a chiedere di poter rimanere ancora immersi in quella suggestione. Tantissimi, dopo aver visto lo spettacolo, ci hanno detto di aver comprato il libro, di averlo riletto o di averlo letto per la prima volta. Tantissimi ci hanno detto di essere venuti a teatro per la prima volta e che è con uno spettacolo che sulla carta non si presenta assolutamente come uno spettacolo facile. E c'è chi l'ha visto in piedi, ma in tanti l'hanno visto in piedi e fra questi molti era la prima volta che vedevano uno spettacolo teatrale ed è ecco, questo spettacolo mi sta dando una serie di emozioni che non avrei creduto possibile trovare e riprovare dopo tanti anni di teatro.